zingaro, voglio vivere come te. Quindi tu dici che tutto questo passaggio di rondini sia il presagio di un disastro naturale? Buongiorno Italia. Stanno giocando? Basta che non me lo scheggino 50 euro a far tirare su una scheggia al vetro, porca troia, e faccio le rondini arrosto. Che roba Italia, sfiorano il camper proprio. E adesso ho aperto la finestra, siccome ho pochi biscotti e qua non hanno quelli che piacciono a me, ho detto mai che vada, che toccio dentro una rondine. Ok, aspetta che pulisco un attimo perché Giacomo non ha mai fatto una riunione aziendale, hai capito? E allora adesso facciamo una riunione per capire un attimo una cosa. Mamma Linda! È proprio Linda! Mamma Linda! Molto lenta. Allora, sediamoci che facciamo la riunione. Giacomo, vieni che ti insegno a fare le riunioni. Qui? Sì, seduti composti. Allora, nelle riunioni bisogna avere delle carte a casaccio, che non c'è scritto niente, ma intanto gli altri non sanno cosa tu c'hai scritto, ok? Una bottiglietta d'acqua. La penna. Delle penne, esatto, sì. Io purtroppo non ne ho portato neanche. Adesso ce le fornisce l'azienda. Bene, allora iniziamo. Alla luce dei fatti, sui dati analizzati, marketing, fatturato, budget, allora io non ho male alla schiena, non riesco a nuotare e sinceramente non ho tanta voglia di tornare al mare per quanto sia bellissimo. È per fare la spola. Non lo so. Giacomo non mi pare che ha voglia di andare in spiaggia. Hai voglia di andare al mare? No, perché ieri ho nuotato per un bel velocissimo perché c'erano i pesci che mi mangiavano. Allora lui ha detto beh, partiamo adesso, come orario anche ci siamo, cioè non lo so, io boh. Comunque siamo 2 contro 1, vince la maggioranza. Più che Vedi altro, che ne sa qualcosa delle riunioni. sì, più che altro ciò che ci spaventa è il fatto del pomeriggio e sera che ci svaghiamo i coglioni qua. Sì, beh, abbiamo fatto tutto. Cioè non è tanto l'andare in spiaggia che io Sì. dico vabbè non riesco a nuotare, però vado con i cosi, dopo lui fa il castello e è il pomeriggio e la sera che qua mi... Sì, ormai È un abbiamo carcere, fatto vado tutto. via di No, nel testa. senso, là è da tagliarsi le vene. Neanche con due amari te vieni qua. Esatto, via. Con tutte- Sì, no? però dobbiamo vedere, andiamo direttamente Direttamente all'altra tappa. abbiamo l'orario perfetto per andare a Ostuni. A Ostuni ci vuole un'ora e mezza, 2. Ok, poi da mattina. Ostuni. Dormiamo a Ostuni, secondo me, Sì. giusto per farcela con comodo e visitare Ostuni e guardarla anche di sera come ci piace a noi. Scriviti Prendi, metti a verbale. E poi andiamo su e vi ho segnato un castello che non è niente di che. Se siamo, per caso, siamo tanto in anticipo, quello è proprio per strada, deviazioni 10 km, quindi ci fermiamo e andiamo a quel castello. Se invece siamo giusti, via a casa. Ok, io passerei a scaricare e caricare un po' di acqua. Chiaro. Signor Giacomo, lei cosa dice? Io partirei ora. Bene. Domanda, per quella cosa là che volevate, per... No, cosa? Ah, i spaghetti, chi se ne frega? Boh. Perfetto, prendiamo per strada. Perfetto. Perché No, abbiamo... li compro io. Sì, li compri No, tu per strada. no, va a comprarli anche adesso che voleva andare al supermercato. Allora vai al supermercato, prendi quei spaghetti che poi sono linguine che poi diventano tagliatelle una volta cucinate, mangiare le tagliatelle con le vongole. È un po' come la tisana alla malva. Fatta perché, signori, abbiamo tra i nostri obiettivi aziendali il Di mangiare... ricreare un dinosauro. Che bello, ma a parte il dinosauro, Cosa dobbiamo mangiare? la Sentiamo. pizza fritta e... Non mi ricordo. I panzerotti, porco cane. Dai, via, la riunione è Ascolta un conclusa, attimo. via al lavoro. Boh, ok. Modalità assist. Aggiornamento, noi abbiamo finito l'acqua un'altra volta, però effettivamente quando sei in campeggio, a parte noi che siamo un caso un po' a parte, non si lavano i piatti in camper. I piatti si lavano nell'apposito lavatore, là di sotto sono dove ci sono i bagni, cioè docce, bagni e i rubinetti per farti la barba eccetera, e i rubinetti per lavare i piatti, che sono diversi perché sono più grandi, hanno lo scolino, ma adesso li vedi. Sì, il lavatoio mi suggeriscono alla regia. No, avevamo fatto la recensione completa, che altro hanno, porca miseria, però appunto rientra nell'elenco dei video che sono stati persi grazie all'hard disk Tarocco della Seagate. Mi raccomando ragazzi, mai comprare dischi di Seagate. Devo dire che è comodo il nuovo dispositivo di procacciamento cibo a comandi vocali. Tu gli dici Giacomo e si attiva, tipo Siri o OK Google, no?
e gli dici vai al supermercato a prendere le linguine, dopo per carità vabbè ti prende quelle che dopo diventano tagliatelle, però va, ci hai capito? Saluta, ringrazia, vero dispositivo Giacomo? Aspetta, erano stati persi i video della Puglia dell'anno scorso, sì, no, è un tutorial per lavare i piatti che magari anche qui, però per farti vedere un po' come sono i bagni dei campeggi. Ok, guarda, le docce le hai viste, ci siamo stati ieri, sono queste qui, docce e bagni, poi c'hai i rubinetti qui per lavarti i piedi e qui, come ti dicevo, per lavarti lì, vedi, ci sono gli specchi, cioè uno che arriva, no? Però se uno non arriva, che è un fendrio, come si dice da noi, gli si spiega anche sta roba, e quindi questi sono quelli per lavare la roba e li contraddistingui dal scolatoio. Più che altro è indispensabile da fare sta roba, se no finisci sempre subito l'acqua in camper, in più devi scaricare, quindi è tutto un avanti e indietro dal carico e scarico. Per certi magari non è un problema, ma per altri se arrivi magari d'estate, se hai il tendalino da tirar su, le sedie da spostare, e insomma diventa una rottura. Pertanto si usa lavarsi, andare in bagno e lavare le stoviglie sugli appositi lavatori. Diciamo che, considerati i prezzi assurdi dei bar e ristoranti, abbiamo già speso tutto il budget e quindi diciamo spenderemo il doppio di quanto previsto, però beh, insomma dai, sempre una bella esperienza, però alla Puglia turistica ci mettiamo una croce sopra. Partenza, via, grazie, arrivederci. Spoiler, direzione Gubbio, no, spoiler, direzione voltiamo a destra, sì. Altra cosa tipica d'Italia, della Puglia, è che ci sono tantissimi fichi d'India, no? Quelli della trasmissione TV là, no? I fichi d'India nel senso quelli da mangiare, no? Poi un'altra roba, c'è sta convinzione che in Puglia ci sono le strade spaccate, ma venite a Jesolo, lì trovate le strade spaccate, cioè ci sono tante convinzioni da smontare. Quindi nelle località turistiche, ok, assolutamente non paghi poco, anzi paghi il doppio o il triplo rispetto a Jesolo, che è anch'essa una località turistica, e parlo di ristorantini di un certo tipo. Le strade sono prese veramente molto bene, le immondizie sì ci sono, ma non come lo descrivono, le immondizie intendo a bordostrada, i cani randaggi idem, ma non come lo descrivono, perlomeno la zona del Salento, ti sto dicendo. E qua le signorine, ciao signorina, che aspettano l'autobus, quelle sì, ce ne sono tante, quelle non vengono descritte, te le descrivo io. Interroghiamo la voce dell'innocenza, la bocca della verità. Giacomo, che la femminilità di Alessia. Giacomo, ci sono buche come a Jesolo qua in Puglia? No, Effetti speciali. Sì, ho capito, però no, Italia dicevamo no, la volta che mi hanno tolto le tonsille ho detto chissà gliele vanno date al gatto, e invece no, Alessia mi dice che vanno tipo le bruciano, robe del genere. E vabbè, ma che spreco, capisci? Vabbè, comunque l'argomento di oggi magari anche no, però l'argomento che volevo tirare fuori è, no, un'altra cosa tipica che ho scoperto qui in Puglia. Oh, un casino di gente coi capelli rossi e pampini coi capelli rossi, ma locali, cioè non stranieri che dici vabbè sono arrivati da Asavac, là, cos'è quello là di Harry Potter, no, sono proprio tipici coi capelli rossi, e io non pensavo che fossero tutti me, mori, hai capito? Aspetta, devo andare dritto, se no là c'è il mare, vedi? Devo fare le curve, vedi che là vado dentro in acqua. Oh ragazzi, al supermercato una bottiglia di prosecco 9 euro, ci rendiamo conto? Ovviamente non l'abbiamo presa, però porca miseria, sono fuori per fuori quei prezzi qua. Italia, piccolo momento enogastronomico. Il vinello tipico della Puglia, soprattutto in queste parti del Salento, è il primitivo. Siccome è presto, cioè è ora di mangiare, manca ancora un'ora di viaggio per arrivare a Ostuni, a me piaceva tipo mangiare un bordostrada così, con queste viste qua, queste robe tipiche del selvaregume, che sarebbe il wild, perché il wild va bene a parole un po' da fighetti, ma in realtà sarebbe il selvarego, ok? Selvarego, cioè senti proprio anche dalla fonetica, che è un termine proprio da uomini, da maschio, un termine maschio, no? Mentre wild è un po' checchina, hai capito? Questa roba un po' anglo-sassonizzata, è un po' da checchina. Un'altra cosa che possiamo imparare da queste terre sono le piante di fichi, i fichi d'India e i fichi veneti. Nel cammin di nostra tangenziale c'è salito il dubbio amnetico, cioè, e carote, no?
campi di carote non ne ho mai visti in vita mia, eppure di carote io personalmente ne mangio tante. E poi insomma si vedono in tutti i supermercati, è una verdura abbastanza comune, no? Però campi di carote mai visti e mai sentiti. C'è quell'edificio enorme che non capiamo se è un ospedale o un condominio estremo da 1000 stanze, anche di più. Guarda che roba. Altra curiosità turistica: le università sono segnate nei cartelli stradali delle tangenziali. Ecco, aspetta che sto interrogando Giacomo, ma nel pausa un attimo, pausa merenda. Ecco là, guardiamo questa antica ma non sto masseria facendo merenda. in mezzo ai massi e... ma non sto facendo merenda. Ma sì, è un modo di dire, perché pausa caffè, bevi il caffè te? No? Allora. No, avevo chiesto a Giacomo, scusa un attimo, ma 120 minuti, quante ore sono? Vediamo i pampini da casa se sanno rispondere. Intanto te pensaci. E dai, no, pausa merenda niente, che hai avanzato anche la pasta asciutta, ti do la pasta asciutta. Comunque pampini, la soluzione è 120 minuti uguale 2 ore. Adesso continuo a triturarti il cervello. Perché? Perché se un'ora è 60 minuti, 6 per 2 fa 120. Se ti sembra difficile fare 6 per 2, 60 per 2, fai 6 per 2, ossia ripeti 2 volte il 6 e ti farà 12. Aggiungi lo 0, perché il 60 aveva lo 0, hai capito? E fa 120 bello. Adesso aspetta, tra una strizzata di cervello a Giacomo e l'altra, godiamoci anche il panorama desertico nonché tipico, in quanto possiamo notare sempre e comunque dei fichi d'India che escono da questa pianta di cactus che si chiama Opuntia. Dopo va sta meravigliosa cicas nel fosso, dai, ma scherziamo? Cioè costano quelle, ragazzi? Cactus no, quest'anno incredibilmente non ho visto cactus, cioè a parte l'Opuntia, ok, ma cactus in generale, tipo gli echinocactus, che anche quelli, l'echinocactus grusoni è quel cactus a forma di palla, quello lì zero, neanche uno quest'anno, mentre l'altro anno sì ne abbiamo visti tanti, selvaggi addirittura. Guarda la palma col fiore bianco sopra, l'avevi mai vista? Guarda che lavori! E il camper fermo qua, l'avevi mai visto? Quale? Quello. E tutti sti fichi d'India, perché fichi d'India se siamo in Puglia? Cioè io scommetto che in India non ci sono tutti sti fichi d'India, non li ho mai visti nei documentari, e quindi perché non li chiamano fichi di Puglia? Cioè su quelle le robe che uno si incazza, hai capito? Ah, mi ero dimenticato di aggiungere nel diario di viaggio, signori passeggeri, Cici e Cocò, che la nuvola del temporale che c'era, era Ciuso, era solo in quella parte del Salento, perché abbiamo guardato il meteo, quello radar che vedi le nuvole, cioè la nuvoletta di Fantozzi praticamente. Allora abbiamo intelligentemente rinunciato a un giorno di campeggio pagato, chi se ne frega, per andare via, andiamo a Ostuni e dopo faremo una tappa in più, cimentiamo, ho messo un castello, se siamo in anticipo guardiamo un castello che avevo pre-puntinato, no puntinato, pre-puntinato, altrimenti se siamo giusti basta, arriviamo a casa più tranquilli. Guarda le palle eoliche, no ma esistono, sai? Lo so. Come lo sai? Come fai a esistere? Sapere che esistono anche quelle per il camper, scusa, chi te l'ha detto? Lo so ogni volta. No, ma metti averne 2 di quelle. No, così grandi no, non va più avanti il camper. No, vabbè, però avere delle cose. Tu che spiega? Attento. E sa tutto lui. Dai lati praticamente. Che... Dai lati, così se trovi un albero lì addosso. Le azioni e il camper volante. Ho capito. Cioè modi turbine degli aerei, cioè andiamo oltre qua Italia. Hai imparato a parlare pugliese? Com'è? E dici sempre la stessa cosa. Ah, beh, prima l'avevi detto un po' meglio. Adesso sei andato un po' sul toscano, E dici sempre la stessa casa. Già meglio, dai, già meglio. Brindisi! Qua c'era da fermarsi per un brindisi, e che farlo in corsa non è il caso. E la Madonna, diesel 1.6 e 19, che problemi hanno? Boia, ragazzi! Ma veramente siete cari impestati qua in Puglia, veramente? Grazie al cazzo che dopo dicono i veneti, Sky, li prendono in giro qui ai Sky eccetera.
I veneti lavorano tanto quanto voi, solo che da voi andare a ber fuori una roba costa il triplo, andare a mangiare fuori costa il doppio e il gasolio cazzo costa un 15% in più, porca puttana. E poi aggiungo, ovviamente noi andiamo in area camper, ma avevamo trovato un parcheggio in un agriturismo per parcheggiare il camper senza corrente, piscina, niente di niente, perché era tutto extra. 55 euro, cioè se fai una roba da noi a 55 euro veramente fallisci nel giro di 2 giorni. Guarda che c'è anche un castello là, già come un fortino in fondo, guarda che bello. Tutti questi campi, questo wild estremo, non si dice wild in Italia, te l'ho insegnato, fa sfigato. Sto selvarego, e sarà selvarego, cioè senti la parola, è selvarego, cioè fa proprio selvaggio dirla così, perché anche l'etimologia dei termini, no, è stata studiata proprio per sposarsi con il suono delle parole, che ha anche un termine specifico, no, il suono delle parole, però non me lo ricordo più. È vero, ma sì. Anche tu l'Italia con l'apostrofo, goditi tutta questa vegetazione, no? E prova a immedesimarti a guidare in questa sorta di tangenziale, tra l'altro molto liscia, molto piacevole, perché vedi, non ha le buche come da noi, e sto verde, quindi tanto vedi anche i fioreti, non è solo alberi e cactus, che c'è anche i fioreti e piantine con i fioreti colorati, è molto bello da vedere, Vedi ragazzo? Bello di non fare l'autostrada. Hai visto il castello? Tac, gira per castello. Però vedi, sì, è tutto bello, tutto quello che vuoi, però sì, se il camper tante robe te le perdi, tipo andare lì col camper, come ha detto anche giustamente il ragazzo, non ce la si può fare purtroppo, e quindi niente, ci si gira, ciao, arrivederci. Senti come è cambiato l'accento. Si parla, ma quello è toscano, il cappeggio a quella parte, cioè l'ha detto toscanamente. Vero Giacomo che era toscano quel ragazzo? Sì, è vero. C'erano dei buchetti per infrattarsi, però con un camper da 6,80 m te li scordi, perché poi blocchi il passaggio alle auto, cioè proprio vai in strada, no? Hai capito? Così sì, si sapeva, ho sempre detto, però un conto è viaggiare, un conto è viverci. Io viverci su un 540 anche no. Se abbiamo bisogno di wild, o se io ho bisogno di wild, si caricano le tende in macchina, o peggio ancora nella mountain bike elettrica, ti fai 100 km di montagna e via, lì è tutto il wild extra che vuoi. Bravo, vedo che sei stato attento. Non si dice wild, bravo, no, era un test Italia, era una roba trabocchetto, bravi, nel selvarego. Però vedi ragazzo, appunto full timeristico. Se io non avessi Alessia e Giacomo, che quindi potrei starmene per periodi ben più lunghi, col cazzo che starei in Sud Italia, cioè bellissimo, ma è tutto molto caro, sono rarissimi i rubinetti in giro, e veramente no. Vedi questo paesaggio, no? Peraltro bellissimo, per carità di Dio, cioè, belle piante, tutte quei fiori, ti dicevo prima, era qua i fiori. Questo sarà l'ambiente, l'ecosistema che ti accompagnerà per tutto il viaggio in Puglia, bella. Sì, gli incendi qua sono cosa più che tipica. Io però avevo acceso per dire questa bellissima collezione di bonsai, agavi selvatiche, bellissime, addirittura anche la varietà di agave americana, che è quella non screziata, diciamo, cioè sia verde che gialla, con i bordi gialli, e cactus a non finire, fiorellini dappertutto. E poi cosa volevo dire? Vabbè, i fichi d'India, chiaro che sì. Gli ulivi, ecco, quello volevo dire, tanti ulivi, guarda che bello, troppo bello. Cioè veramente qua da piazzarsi ai 50-60 all'ora tranquilli e goderci il panorama. Sì, no, vabbè, ma intendevo acre nel senso rosso ocra. Guarda che bello! No, ho messo il muretto. No, adesso mi hanno rovinato la poesia col muretto, basta, chiudo. Ad Ustuni ci arriverai, ecco, adesso non lo dico più. Ogni volta che tacca parla, che è una roba incredibile. Ah no, eccola qua, oh là, perché stavo dicendo. A Ustuni ci arriverai con questa poetica stradina, ok? Che non è che ti dice le poesie scritte, no, non c'entra un pipino. Poetico è un aggettivo, non è che poesia deve essere per forza parlata, no, è un aggettivo, ok? E spero
che l'area camper sia giù, ma quello vabbè lo vediamo dopo, adesso non è che dobbiamo ipotizzare eccetera. E ti vedrai sta bellissima città bianca sopra questa collina, è bellissimo, in mezzo a tutti questi ulivi. Ah! Vai Sigari!